Adesso cambia la prospettiva, prima occorreva fare qualcosa perché si facesse l'ospedale, il nuovo polo della salute di Padova, adesso bisogna fare qualcosa per bloccarlo, perché è partito e quindi diventa un punto di non ritorno, una cosa ineluttabile. Il nuovo polo della salute di Padova, la grande eccellenza della sanità del Veneto, si costruirà, si farà. Uno così pazzo da non voler fare la nuova facoltà, il nuovo ospedale di Padova, io francamente non ho mai pensato che ci fosse, però così almeno uno lo deve dire. E quindi si è costretti, si deve lavorare, si va avanti verso una strada che non potevamo ignorare perché avrebbe voluto dire sacrificare un qualcosa che tutto il mondo ci riconosce fra le eccellenze. Ecco, non si può perdere un giorno e forse ne abbiamo perso anche qualcuno di troppo. 15 anni fa lo Stato ha delegato alle regioni la competenza sulla sanità, una delle pochissime competenze per davvero delegate alle regioni. Abbiamo visto che il sottoscritto l'ha fatta un po' meglio della Campania o della Sicilia o di qualche altra regione, no? E chi doveva concludere questo iter dando il segno di quella che sarà l'eccellenza fra le eccellenze di una sanità eccellente. L'ho fatto. Che cosa c'è di male? Qualcuno voleva rivendicare la paternità anche del passante di Mestre? Beh, insomma, si fa un po' fatica, io credo anche di essermelo meritato con 15 anni di buona gestione della sanità e non solo della sanità. Nessuno mi ha mai accusato, perché non sono accusabile di essere stato partigiano a favore di una città o dell'altra, di una provincia invece dell'altra, tantomeno della mia Padova, anzi qualcuno mi ha accusato del contrario e gli ultimi due atti li faccio nella sanità, a favore della sanità padovana. Primo il grande polo ospedaliero di Padova e domani l'ospedale che avrà la costruzione più veloce del mondo, i tempi più ridotti, il record mondiale di velocità di costruzione, quello della Bassa Padovana, quello praticamente di casa mia.